Euroregione.news. Andos di Udine si dota di un ecografo per visite gratuite. Un ecografo portatile wireless V-Scan AirD della General Electric di ultima generazione per effettuare controlli e valutazioni mediche di primo livello su donne e uomini nell'ambito della prevenzione di malattie come il tumore al seno o alla prostata. Una tecnologia che l'Andos di Udine, l'Associazione Nazionale Donne Operate al Seno, mette a disposizione gratuitamente negli ampi spazi che Cittafiera ha concesso a questa dinamica associazione e alla sezione udinese dell'UNCI, Unione Nazionale Cavalieri d'Italia, per sensibilizzare e coinvolgere sempre più persone nelle loro iniziative volte a prevenire il tumore al seno o alla prostata e dare assistenza alle persone che si sono ammalate e hanno dovuto affrontare percorsi terapeutici difficili verso la guarigione. Un taglio del nastro simbolico ha inaugurato il nuovo servizio gratuito dell'Andos, presenti Mariangela Fantin, presidente dell'Andos di Udine, Chiara Zuiani, responsabile della radioterapia diagnostica dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, Antonio Maria Bardelli, fondatore del Cittafiera, i consiglieri regionali Franco Jacob e Mauro Di Bert, il vice sindaco di Martignacco Antonella Orzan, il sindaco di Pagnacco Laura Sandruvi e il presidente dell'UNCI Udine Carlo Del Vecchio. Acquistato dall'Andos grazie ai fondi raccolti con le donazioni, l'ecografo si rivelerà molto utile nell'ambito di visite senologiche e urologiche. La scelta fatta dalla dottoressa Fantin è un po' in linea con quelle che sono le ultime evoluzioni nell'ambito della tecnologia ultrasuoni. Parliamo di un'apparecchiatura destinata alle indagini di primo livello, diciamo non proprio a uno screening approfondito. Che è frutto di quella che è un po' l'orientamento generale oggi, di cercare di portare quella che era la tecnologia di alto livello anche un attimino fuori dalle strutture ospedaliere. Parliamo di quella che era strutturalmente una sonda ecografica che normalmente si è abituati a vedere collegati ad un apparecchio, diciamo così, fisso, un'apparecchiatura che trasmette il segnale in wifi e lo trasmette all'interno di uno di quelli che sono i dispositivi che noi siamo abitualmente utilizzare per altre funzioni. Parliamo di un normalissimo smartphone piuttosto che di un tablet. Viene scaricata un'applicazione che riproduce quelle che sono le funzionalità base di un normale ecografo. La sonda trasmette il segnale e a livello del tablet piuttosto che dello smartphone viene visualizzata l'immagine ecografica. Quindi parliamo di una tecnologia estremamente compatta che può consentire al medico di fare un'indagine di primo livello e decidere se poi inviare la persona per un esame più approfondito o meno in base a quello che è stato visto. In ogni caso la lettura viene fatta dal medico. Sì, parliamo sempre di attività legate a una professione medica, a persone con una certa competenza e un certa expertise nella materia. Siamo i primi in regione ad esserci dotati di questo strumento, ha spiegato la presidente di Andos Udine Mariangela Fantin, e questo ci consentirà di ridurre i tempi di diagnosi e di rilevamento delle patologie. Sì, è un progetto importante questo, dove finalmente riusciremo a fare anche qua quello che è il discorso di prevenzione, proprio usando quello che è l'ecografo, che è un macchinario piccolissimo. Sono rimasta sbalordita anch'io, per me è un onore perché sarà qua presente in collaborazione con i medici dell'ospedale e sono senza parole, perché poterlo fare qua e dare un servizio gratuito alle persone, basta contattarci, per me è la cosa più importante, soprattutto in questo momento dove l'economia ci sta mettendo veramente in grosse difficoltà. È un servizio che può aiutare e può salvare le persone. Quando a Cittafiera parliamo di valori non intendiamo solamente quelli economici dei commerci, ci sono valori legati alla persona e all'impegno di servizio che si concretizza attraverso le associazioni di volontari sul territorio come l'Andos, che qui ha trovato porte aperte.
fa parte del nostro DNA di Citafiera di favorire particolarmente tutte le associazioni di volontariato e senza scopo di lucro, ma in questo caso speciale mi sento maggiormente più orgoglioso, perché avere un centro di screening in appoggio alle istituzioni sanitarie pubbliche che possa prevenire malattie in un momento in cui gli ospedali sono intasati può salvare delle vite e quindi questo è un progetto particolare e ringrazio anche il dottor Biondi di avermi fatto questa intervista, perché è giusto far sapere alla gente che qui ci sono delle apparecchiature che possono fare degli screening anticipando i tempi e in certi casi anche intervenendo rapidamente. Le visite gratuite, senologiche ed urologiche effettuate in collaborazione con i medici dell'ospedale di Udine si possono richiedere solo su prenotazione via mail scrivendo ad andosudine@gmail.com o contattando telefonicamente l'associazione. Il punto Andos al Cittafiera, a cui ci si può rivolgere anche per ottenere consigli nutrizionali e fisioterapeutici e sostegno psicologico, è aperto il giovedì dalle ore 13 alle 19, il venerdì dalle ore 14 alle 19 e il sabato e la domenica dalle ore 10 alle ore 18. Euroregione.news